Roma, Milano, Torino, Verona, Napoli, Catania e Cagliari. Viva la radio, il grande network italiano. Il grande network italiano. Viva la TV Italia, siamo al Torino Jazz Festival con Roy Paci, che questa sera si esibirà con il suo progetto Corleone, un progetto che a febbraio ha dato la luce a un nuovo album, Black and Te. Un album dal cui ascolto emerge subito la tua continua sfida nei confronti della musica e dei generi musicali, che si rispecchia a sua volta nei tuoi 1000 volti artistici. Sì, è un album che soprattutto rappresenta quello che è tutta la contaminazione che in questi anni, e sono tanti gli anni, non lo voglio neanche dire per non spaventare la gente che ci segue, mi hanno permesso appunto collaborazioni e scoperte musicali, scoperte anche della musica proprio popolare di alcuni paesi in giro nel mondo, mi hanno permesso di incrementare ancora di più quello che è il linguaggio e anche la cifra stilistica di Corleone, e quindi allargare anche gli orizzonti di un progetto che si presta a questo, perché è un progetto di un'eterodossia musicale conclamata, è molto open sotto tutti i punti di vista e ci si può veramente inoltrare anche in quelli che sono dei percorsi di ricerca, con la facilità del fatto che comunque le composizioni hanno questa prerogativa, quella di poter far esprimere i miei colleghi anche dell'operazione in maniera del tutto libera, cioè quindi non solo in un linguaggio prettamente jazzistico, quindi l'improvisazione jazzistica, ma un linguaggio di improvvisazione universale, quella che si può riscontrare appunto in tante forme musicali che esistono nel mondo. Parlando invece del tuo strumento, la tromba classica jazz, che diventa però una caratteristica tutta italiana, unica. Beh sì, è uno strumento che è stato spesso accoppiato al jazz, ma io lo accoppio sinceramente più alle bande. Nasco dalle bande musicali e devo dire che comunque le bande sono state molto importanti per la mia formazione, perché è un collettivo dove ti puoi veramente esprimere in maniera anche molto forte, ed è quello che poi anche Corleone, diciamo, cerca di dare questa potenza, questi leoni ruggenti, no? Questo cuore di leone che batte forte, che ha anche una pulsione non indifferente. La tromba è uno strumento molto tagliente, quindi la tromba rispecchia in pieno quello che volevo ottenere. Per quanto riguarda invece l'altra parte, quella dell'ascoltatore, qual è la tua percezione del pubblico italiano e del pubblico estero? Devo dire che il pubblico italiano è un po' a comparti, cioè è un po' si ghettizza facilmente nei generi musicali, e anche i musicisti stessi, magari non tutti, però fanno fatica a contaminarsi e a cercare veramente di scavalcare quelle che sono le barriere anche di una certa imposizione anche mass mediatica che abbiamo e continuiamo a subire in Italia. All'estero è diverso tutto questo, all'estero non perché voglia fare l'estirofilo a tutti i costi, però devo dire che c'è più capacità, proprio probabilmente per ciò che si offre all'ascoltatore, più capacità di poter apprendere linguaggi nuovi e anche codificarli in maniera diversa. Quindi l'unica appunto cosa che mi dispiace è che quando magari sono con Corleone c'è un pubblico che è quello che è magari degli Aretusca, del mio main project, che magari rimane un po' lì scioccato, cioè, ascoltando le cose, quando poi sono spiazzato, quando poi sono sempre io, ed è una cosa bella il fatto che comunque poi un musicista si possa esprimere in forme anche diverse. Ringraziamo e salutiamo Roy Paci per Viva la TV da Torino, Corinthi Inici.